Allora, abbiamo Comune di Campoformido con il Mulino di Basaldella, Parco Archeologico del Colosseo e Distretto del Novese. Allora, perché volevo anche Silvia, così eravamo in tre e si faceva una cosa, un'operazione. Allora, partiamo da Mario e chiamo qui appunto il Comune di Campoformido, Mulino di Basaldella, che so che appunto sono coi minuti anche contati a livello di treno. Complimenti, complimenti. Grazie. Allora, microfono e premio. Qui, perfetto. Grazie di cur perché spremi che non si emple di braure. Ho voluto portare il saluto in lingua friulana perché abbiamo puntato molto sull'identità per questo progetto. Sono Cristian Romanini, il vice sindaco, che ha fra le deleghe la cultura, l'ambiente, il turismo, l'innovazione e la comunicazione. Porto il saluto anche del sindaco Erika Furlani, che 2 anni fa con me ha ritirato il premio enti locali, quindi doppia soddisfazione. Abbiamo partecipato con convinzione perché crediamo che questo progetto abbia gambe forti, seppure i mezzi siano limitati, perché siamo un comune di 7.800 abitanti, ma dove non si riesce con le risorse economiche interviene l'entusiasmo, la competenza dei molti professionisti e istituzioni che ci hanno affiancato. Vorrei ringraziare in particolare PA Social per questa attenzione anche alle realtà più piccole. È un onore poter condividere questo spazio, questo momento con grandi istituzioni e permettetemi un ringraziamento particolare ai miei colleghi di giunta, di consiglio, l'ufficio tecnico, i tanti professionisti, le istituzioni e in particolare vorrei ringraziare Massimo Garlatti Costa e la Fondazione Vueri Piasotti che hanno uno lavorato e l'altra finanziato proprio il settore multimediale che arricchisce questo mulino del 1400, il mulino di Basaldiele, permettetemi anche di chiamarlo come è chiamato dalla nostra gente, e dunque siamo partiti, non succede, ma se succede, è successo, e quindi grazie. Complimenti, complimenti e grazie ancora, buon lavoro. Hai anche portato il respiro della comunità, bravo. Allora, Parco Archeologico del Colosseo.